nostra primo festival della salute mentale organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda sanitaria US4 in collaborazione con l'associazione AIDSAM. Siete numerosi, ci fa piacere. Allora, questo è il primo festival, è iniziato ieri, come avrete avuto modo di vedere sui giornali online, rilanciato anche da varie amministrazioni comunali. È iniziato ieri, si svolge tra San Donà di Piave e Portogruaro. Ieri appunto c'è stato un interessantissimo incontro, un dibattito tra autori di libri a tema. Questa sera c'è l'incontro dedicato alla musica come cura della mente, poi avremo modo di approfondire i dettagli di questa serata. E domani ci sarà una bella passeggiata per le vie del centro, anche in questo caso San Donà di Piave, Piazza Indipendenza e Piazza della Repubblica a Portogruaro. Alle 9:30 ovviamente siete tutti invitati, vi aspettiamo tutti, so che parteciperete tutti con le famiglie, quindi ci sarà tanta gente. Non sarò troppo lungo, non voglio tediarvi perché stasera appunto ci divertiremo, passeremo una serata con la musica, con due cori strepitosi, poi vedrete. E invito subito sul palco per i saluti istituzionali chi ha organizzato questo evento e le istituzioni ovviamente. Quindi invito a salire sul palco la dottoressa Anna Urbani, direttore del Dipartimento di Salute Mentale US4, la accogliamo con un applauso, grazie. Presidente dell'associazione AIDSAM Luigi Previsiol, buonasera. L'artista Andrea Zelio, il delegato dell'amministrazione comunale di San Donà di Piave Alessandro Meneguz, e il direttore generale dell'azienda sanitaria US4 Mauro Filippi. Allora, partiamo dall'autrice di questa iniziativa, di questa idea, di questo progetto, dottoressa Anna Urbani. Lei ha intitolato questo festival. Il 10 ottobre è considerata la giornata mondiale dedicata, alla salute mentale. Ogni anno c'è uno slogan e quest'anno lo slogan era la salute mentale è un diritto universale. Ci tengo a dire, a nome anche del servizio di psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale, che non è solo il 10 ottobre, che per noi oggi è adesso l'11 novembre, una giornata per la salute mentale, ma per noi tutti i giorni sono giorni per la salute mentale e vorremmo che accentuare questo tema ieri, oggi e domani coinvolga un po' tutti a pensare che ogni giorno noi ci impegniamo per la salute mentale, ciascuno per se stesso ma anche per la comunità. L'attività della sanità pubblica, scusate le spalle, come del resto avviene anche in questo territorio, è fondamentale sempre anche il contributo delle associazioni, del volontariato, in questo caso l'AIDSAM. Sì, buonasera a tutti. Questo è un altro segno della collaborazione che noi, piccola associazione, abbiamo con il CSM. E dunque abbiamo collaborato molto volentieri a questa realizzazione. E io un ringraziamento a tutti voi numerosi per questa sera e un invito, se posso, magari, visto che da poco abbiamo inaugurato la nuova sede, se volete passare a trovarci così capite anche bene cosa facciamo noi come attività. Siamo in via Vizzotto 59, poi pubblicità va sempre bene, insomma. E grazie nuovamente da parte mia, del direttivo, e un ringraziamento, visto che ci sono presenti, a tutti i nostri volontari, che ho visto più di qualcuno dentro in sala. Grazie a tutti. Noi l'anno scorso era già venuto a vedere anche un'altra bella iniziativa che nasce dal Dipartimento di Salute Mentale, ossia il progetto Cartastorie, che viene realizzato al Centro di Salute Mentale CSM. L'autore, il maestro, il regista di questo progetto è il maestro Andrea Zelio. Andrea Zelio è colui che coordina, sapete, coordina i disegni, le immagini che poi vengono trasferite su carta. Questa carta viene
stampata su bobine giganti e poi distribuite sul territorio. Viene utilizzata a Natale per incartare regali di Natale, ma non solo. Avete ricevuto dei gadget qui fuori, ci sono stati prodotti dei calendari da appendere, da tavolo. Dottor Zevio, ci spiega allora come conduce questa attività? Allora, nel comparto dell'arte, che è un comparto che conosco abbastanza bene, ma dentro a questa parola abbastanza ci sono delle zone anche buie, non cartografate, generalmente cosa accade? Accade che ai critici d'arte, ai critici letterari, agli editori piace occuparsi delle persone famose, fondamentalmente. Le persone famose perché le persone famose tutto sommato danno anche dei vantaggi sia dal punto di vista dell'immagine sia dal punto di vista anche economico. Ecco, il progetto Cartastorie che si svolge, che ha l'anima all'interno dei centri di salute mentale di San Donà e di Portogruaro, ecco, ha la vocazione di portare alla visibilità delle opere che, secondo il mio avviso, ma secondo l'avviso anche di altre persone, hanno veramente un valore particolare. Quindi è questa la vocazione del progetto Cartastorie, che oggi compie ben 8 anni di attività. Dare visibilità all'ideazione, alle capacità di queste persone e sostanzialmente far sì che queste persone vengano riconosciute, perché una comunità, se ha veramente il senso della comunità nella sua anima più profonda, è costituita da persone che vengono in qualche maniera riconosciute. Allora una comunità funziona se si condividono i momenti belli, ma anche i momenti che possono essere difficili. Ecco, il nostro compito è proprio questo, far sì che dei prodotti, perché alla fine i disegni si trasformano in prodotti che vengono condivisi con l'intera comunità. Pensate che noi abbiamo raggiunto una condivisione di oltre 130 realtà di questo territorio che condividono con noi questo grande sogno, che è quello di dare dignità a queste persone. Ecco, questo grande sogno è anche, lo troverete sulla carta storia di quest'anno, con il titolo appunto Sulle ali di un sogno. Ecco, questo è in grande sintesi quello che può essere il nostro compito, la nostra vocazione e la nostra speranza. Grazie. Allora, abbiamo parlato di comunità, di condivisione, di città in questo caso, e domani tra l'altro a San Donà di Piave sarà una giornata senza auto, tutto il centro urbano sarà senza auto e il Dipartimento di Salute Mentale ha colto subito l'occasione per organizzare un evento, quindi c'è questa passeggiata per le vie del centro, consigliere comunale Meneguzza, quindi siamo in piena sintonia. Sì, siamo in piena sintonia, intanto buonasera a tutti quanti, vi vedo molto numerosi e questo mi fa veramente un gran piacere perché ci dà anche l'opportunità di far conoscere il gran lavoro svolto da questa associazione, cioè essere sempre vicino nei confronti di chi si trova in difficoltà, di chi si trova in sofferenza. Non è una cosa che deve essere sottovalutata, è veramente stato fatto e continua a essere fatto un gran lavoro da parte di tutti i collaboratori, sostenitori e volontari. Siete veramente grandi e continuate così. Continuo naturalmente a portare i ringraziamenti, ma anche i saluti di tutta l'amministrazione. Qui abbiamo un collega, perché anche Luigi è un consigliere comunale, ci tengo a dirlo, però adesso è qui in altra veste, quindi saluti da parte del sindaco, da parte di tutta l'amministrazione, da parte dell'assessore Federica Marcuzzo, che non è potuta essere presente, si è sentita poco bene, però sono sicuro che è qui col pensiero e con il cuore. Quindi un grazie a tutti quanti voi. L'amministrazione c'è, l'amministrazione è presente, questo ci tengo a dirlo, però l'amministrazione arriva fino a un certo punto, cioè tutti quanti noi dobbiamo dare una mano a queste associazioni. Non è che tutti adesso dobbiamo diventare volontari, assolutamente no, ma anche dare un piccolo contributo, una piccola offerta. Sono sicuro che adesso chi mi succederà
dirà che c'è la possibilità di fare una piccola offerta per le associazioni, sarà sicuramente un grande aiuto per andare avanti. Quindi grazie a tutti quanti voi, buona serata. L'uscita, chi vuole può fare un'offerta che è destinata all'associazione AIDSAM, che poi viene impegnata esclusivamente per attività dedicate alla salute mentale. Direttore generale, io vorrei porre l'accento anche su una cosa molto bella che ci sarà domani, perché per la prima volta nella storia dell'azienda sanitaria i centri di salute mentale aprono le porte alla cittadinanza. La passeggiata che si svolgerà domani terminerà nei centri di salute mentale di San Donà e di Portogruaro, e poi lì si potrà vedere che cosa viene fatto dentro, le attività e tutte quelle realtà che collaborano, conoscere quelle realtà che collaborano con la salute mentale, con gli utenti, con chi svolge questa attività. Prego. Buonasera, come ha detto il direttore del Dipartimento Anna Urbani, la psichiatria, la salute mentale è un tema che si coltiva tutti i giorni e assieme, e quindi sì, domani ci sono 2 eventi in concomitanza, saremo presenti noi come direzione, e saluto tutti anche a nome ovviamente della direzione dell'azienda. Qui sono anche con la dottoressa Paludetti, direttore dei servizi sociosanitari. Domani saremo a San Donà, a Portogruaro, con queste passeggiate che partiranno dal centro città per arrivare poi al centro di salute mentale, che sarà appunto aperto per presentare alla comunità, a tutti quelli che saranno presenti, le attività che si svolgono, i progetti riabilitativi, le tante iniziative fatte dai nostri operatori, fatte con AIDSAM, fatte anche con gli artisti che il territorio, diciamo, ci ha permesso di sfruttare in questi anni, tra i quali assolutamente il maestro Zelio. Però ricordava Anna che quest'anno è un anno un po' particolare, perché l'anno scorso hanno voluto gli operatori del Dipartimento della Salute Mentale progettare queste 3 giornate, ci hanno lavorato, non è semplice, poi tutto si conclude in una serata o in una passeggiata, però la programmazione e l'organizzazione di queste 3 giornate ha ovviamente comportato un grande sacrificio da parte di tutti gli operatori del Dipartimento, della comunità e anche delle associazioni di volontariato. Quindi tanto io, prima di chiudere, vi chiederei un grande applauso per tutto il personale del Dipartimento Salute Mentale di questa azienda. Un applauso meritato non solo perché lavorano tanto, ma lavorano bene, di qualità, e questa gli va riconosciuta. Poi ringrazio ovviamente la conferenza dei sindaci che sostiene queste iniziative, in particolar modo le città di San Donà e Portogruaro, che saranno diciamo, i centri dove si svolgeranno gli eventi, anche se, ripeto, tutti i sindaci sono ovviamente a sostegno di queste iniziative. Ringrazio AIDSAM, un'associazione che collabora con noi, forse dire che collabora è un po' limitante, perché è un'attività che fanno veramente in maniera continuativa, con impegno, con passione, con volontà, anche spronandoci a far meglio, cogliendo quelli che sono gli elementi che possiamo migliorare, le opportunità che il territorio può dare, perché, come diceva anche il consigliere, il territorio è parte attiva nella cura della salute mentale e in generale nella cura delle fragilità. Quindi grazie ancora ad AIDSAM, grazie alla comunità tutta, alle città, grazie al maestro Zelio e grazie a tutti voi che questa sera siete qua e che domani sicuramente sarete in piazza per accompagnare gli operatori, gli utenti, le famiglie e tutti noi verso i centri di salute mentale che, come avete sentito, saranno aperti in via straordinaria. Quindi grazie ancora e buona serata. Una fondatrice fondatrice del coro, e abbiamo voluto mettere questo titolo Curare la vita cantando, e noi pensiamo che effettivamente sia possibile curare la vita cantando, pensiamo che lo facciano anche i Joy Singers, che vorrei ringraziare anche per la loro presenza e perché ci regaleranno un bellissimo concerto e perché canteranno anche con noi, e questa è un'esperienza bellissima. E basta parole, ho detto io, adesso ascoltiamo la musica. Lo invito qui sul palco che facciamo fare un saluto anche a lui, se eccolo qui. Buonasera maestro.
perché dovete sapere che ce lo spiegherà meglio lei adesso, il coro è costituito non solo da utenti del centro di salute mentale, ma anche da operatori, infermieri, educatori, è trasversale questo coro. Non so meglio di così come posso dirlo. Ci sono operatori, infermieri, pazienti, e poi è un coro aperto a chiunque voglia partecipare. Le prove sono a lunedì pomeriggio dalle 15 alle 16:30, tutti i lunedì. Io rubo proprio un minutino. Questa mattina ho visto Anita, la responsabile, con la quale collaboro appunto da 10 anni, e mi dice: sai Francesco, bisognerebbe dire qualcosa sul compleanno. Io domani compio gli anni. Ho pensato, ma chi interessa questa cosa? Non interessa a nessuno il mio compleanno. Poi ho pensato, ma non è il compleanno, sono i 10 anni del coro, i 10 anni del coro. E 10 anni sono tanti. Se uno guarda retrospettivamente a quante cose si fanno in 10 anni e come sono passati. Ricordo che quando ho iniziato avevo un certo timore, ma timore perché è un lavoro delicato, è molto bello, e ho cominciato con un pochino di precauzione, cautela, non eccessiva. Si spaventavano anche particolarmente, devo dire, gli operatori quando facevo le prime prove. È un coro che in questi 10 anni è anche cresciuto. Noi lavoriamo facendo polifonia, quindi c'è stato tutto un lavoro per sistemare le cose in qualche maniera, avere le 4 voci, 2 voci maschili, 2 voci femminili, che danno comunque grande soddisfazione, sia dal punto di vista musicale, ma soprattutto dal lato umano. Si sta bene. Ecco, una cosa, l'ultima che dico: il coro polifonico ha questa bellissima caratteristica: costringe le persone a rispettare gli altri, perché costringe all'ascolto di chi fa qualcosa di diverso. È un dialogo continuo tra le varie voci che non devono prevalere se non quando lo vuole la partitura, e si crea un insieme che fa bene allo spirito, fa bene proprio alle persone, ha un'ottima attività, diciamo così, che è terapeutica per tutti, anche per il sottoscritto. Maestro, però allora adesso mi fa fare il giornalista, ci racconta in questi 10 anni qual è stato il momento più bello di questo coro, e se c'è stato, qual è stato il momento di maggiore difficoltà? Ma allora, la difficoltà il primo giorno, perché non sapevo cosa avrei trovato. Allora, io ne ho 51, non so mai quanti anni ho, domani ne ho 51, e quando ho iniziato ne avevo 41. E insomma, non ero proprio un ragazzino. Io ho iniziato a dirigere tanti anni fa, quando ero ancora studente, dirigere cori, così, è un'attività che mi piace tantissimo, e quindi quello è stato il momento più difficile: cosa far fare a queste persone. E invece è un coro straordinariamente dotato di grande carica umana e anche artistica. È un coro come tutti gli altri, quindi non c'è alcuna differenza di nessun tipo. Il momento più bello non saprei sceglierlo, è sempre bello tutte le volte che io entro in una sala con i miei coristi. Qualcuno di voi lo saprà, dirigo anche il coro del liceo qui Montale da un po' di tempo, e per me è sempre un'attesa, una grande trepidazione. Quando so che ho le prove, io con la mente penso sempre: quest'oggi trovo loro e lavoro con loro, parlo con loro, condivido tante esperienze umane, quindi è sempre bello. Non saprei dire se c'è stato un momento più bello, è sempre bello quando proviamo. Grazie. Allora, approfitto anche per presentare una breve descrizione di Joyce in concerto unico, nel senso che usciranno subito, quindi allora è doveroso una breve spiegazione per capire chi è questo gruppo che è nato nel 1998 su iniziativa del suo attuale maestro Andrea Del Paos.
Il proprio repertorio spazia dai classici al gospel contemporaneo con incursioni che includono vari stili della musica afroamericana. Pensate che questo gruppo ha collaborato con Andrea Bocelli, Massimo Ranieri, Cheryl Porter e molti altri artisti di fama internazionale. Quindi allora richiamiamo, come si compà in queste situazioni, signore e signori, i Voci in Volo. A cantare per festeggiare questo importante traguardo. Da 10 anni il coro delle Voci in Volo è guidato dal nostro infaticabile maestro Francesco Rossi. Compositore, pianista e clavicembalista. Diplomato in pianoforte, laureato in lettere, insegna nella scuola secondaria. Si dedica prevalentemente alla musica corale polifonica, a cappella o con organico orchestrale. Tra le sue principali composizioni citiamo Sogno di una notte di mezz'estate, tratta dalle omonime commedie di William Shakespeare, e Il segreto del Bosco Vecchio, ispirato dal racconto di Dino Buzzati, scritte in collaborazione col maestro Massimo Cadamuro, autore delle liriche e dei testi. Oltre al nostro coro, dirige vari ensemble vocali, il gruppo gospel Swing Sound Singer, il coro del liceo Eugenio Montale ed infine il coro in canti diversi. Apriamo il nostro concerto con un genere molto amato dal nostro maestro, lo spiritual. Swing Low è il titolo del brano, ovvero il dolce dondolio del carro che accompagna l'ultimo viaggio terreno dello schiavo afroamericano, con la speranza di una vita finalmente libera dalle catene.